I repubblichini, pur di non perdere il potere, si inchinarono alla barbarie propria e nazista. L'occupazione tedesca poté avvenire soltanto grazie all'apporto dei rinnovati ranghi fascisti. Il nazionalsocialismo hitleriano aveva sin dall'inizio trovato nel duce il suo ispiratore e miglior alleato. Achtung Banditen, ogni soldato tedesco morto per mano dei ribelli costerà agli italiani 10 vittime civili come castigo ed esempio. Si dovrà quindi tacere e sopportare l'occupazione nazista per paura, per impaurito calcolare, per non cadere. A chi, tra gli oppositori del regime nazifascista, proponeva di attendere l'arrivo degli alleati, i resistenti risposero imbracciando il fucile. Fu grazie a questi ribelli che l'Italia ritrovò, a guerra finita, la dignità di patria. Sulla disobbedienza si scavarono le sue fondamenta.